L'estate più dura per l'Alemagna sta finendo, ma una nuova stagione di disagi sembra alle porte, complici eventi atmosferici sempre più frequenti. È questa la sensazione serpeggiante tra gli amministratori trevigiani e bellunesi che condividono l'arteria, croce delizia per i collegamenti tra Pedemontana e Alto Veneto. Il tratto è di competenza ANAS, la 51 è una strada statale, ma le problematiche ricadono sui territori, ostaggi come non mai delle frane, dal Fadalto, comune di Vittorio Veneto, al Cadore. Da qui l'accelerazione su una task force tra province d'intesa con le prefetture. L'urgenza è dettata anche dalle Olimpiadi. Tutto il traffico da sud verso nord passa sull'Alemagna. Cioè, se noi non abbiamo l'Alemagna che è percorribile durante le Olimpiadi, in questo momento qua diventa un problema. I territori sono inevitabilmente connessi e nessuno con una Olimpiade in casa può permettersi passi falsi. La chiusura, l'interruzione del Fadalto creerebbe dei problemi anche sulle Olimpiadi. Allora, se sulla parte montana abbiamo dei problemi che magari possono essere risolti col freddo perché tutto si stabilizza, magari potrebbero rimanere sulla parte del Fadalto. Dovremmo trovare, far sintesi perché dobbiamo vederla sull'ottica totale della strada, non possiamo vederla a pezzettini perché se no non andiamo a risolvere il problema. Quindi cercheremo di fare quadro e sintesi su questo. Collaborazione c'è, dialogo c'è, il tema è quello di avere la possibilità concreta di intervenire in modo da fare prevenzione e non subire emergenze. Insomma, bene premere su una task force congiunta, ma per risolvere il problema serve una vera iniezione di risorse con la conseguente possibilità per gli enti, province in questo caso, di avere poi la competenza. Su questo Stefano Marcon è netto. Se si volesse in qualche modo formalizzare non vedo alcun tipo di problematicità, ribadisco che il tema soprattutto è quello di dotare coloro che hanno competenza degli strumenti per poter concretamente intervenire.